Alberto Polita, uno dei direttori del Treviso Comic Book Festival, edizione 2016, ricchissima. Eravate partiti col proposito di contenervi, invece alla fine avete anche aumentato il numero di mostre. Siamo a quota 25. Esatto, 25 mostre in 25 location del centro storico, che sono proprio il cuore del Treviso Comic Book Festival, assieme alla mostra mercato che, lo ricordiamo, quest'anno raddoppia. Oltre all'ex Umberto I Isra in Borgo Mazzini, ci sarà una tensostruttura in piazza Matteotti, insomma in piazza del Grano, che ospiterà i negozianti, e quindi raddoppiamo. Aumentano le mostre e quest'anno, tra le particolarità, ricordiamo la mostra sul fumetto inglese, che vedrà come ospite a Treviso anche Dave McKean, grandissimo artista e disegnatore di fumetti molto apprezzati, e poi appunto entreremo per la prima volta a Ca' dei Carraresi come Treviso Comic Book Festival, con una bellissima mostra sulla casa editrice Nobro, questi fumettisti illustratori da tutto il mondo. Entreremo al Museo Bailo, che è una cosa che ci teniamo particolarmente, con una mostra che metterà a confronto un pittore dell'Ottocento veneto, Ippolito Caffi, e Manuele Fior, che appunto è un fumettista di fama mondiale italiano. E altra cosa molto bella appunto è quella che realizzeremo come sempre tutta una serie di iniziative, da laboratori a incontri con tutti gli autori, per ragazzi, bambini, famiglie, ma anche di alto livello. Punk, autori classicissimi come Crepax, nuovi talenti del fumetto italiano, c'è davvero un po' di tutto. Cerchiamo di creare un programma culturale sempre di un certo livello, che però possa appunto interessare tutte le anime degli appassionati di fumetto. Quindi c'è Viva Valentina, un progetto che rilancia Valentina di Crepax, e ci saranno anche degli originali di Crepax in mostra a Cadanoal, e festeggiamo i 40 anni del punk, che appunto a Londra c'è stato un anno di festeggiamenti, e noi realizzeremo una mostra portando da New York John Holmstrom, che era appunto l'illustratore copertinista dei Ramones e creatore di Punk Magazine. Un programma appunto variegato che tocca tutte le anime del fumetto, fino ai giovani autori italiani come Martoz, o le ragazze come Alice Milani e Silvia Rocchi, che sono due talenti del fumetto italiano.